A tutti voi buona giornata, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. In primo piano la campagna vaccinale. Si è conclusa da poco la conferenza stampa convocata a Trieste dal presidente della regione Fedriga, dal vice Riccardi, per presentare la nuova applicazione che consentirà di prenotare la vaccinazione anti-Covid online. Torneremo su questo tra poco, perché la conferenza stampa è stata anche occasione per fare il punto sull'andamento della campagna vaccinale, anche sull'arrivo delle prossime dosi. È stato il vicepresidente Riccardi a far sapere che in settimana arriveranno in Friuli Venezia Giulia 3.500 dosi di vaccino Johnson & Johnson, un siero, ha precisato Riccardi, che ha le stesse prestazioni di AstraZeneca. E poi il punto sull'andamento della campagna a partire dagli over 80. I dati a venerdì scorso, ha detto Riccardi, indicano che la prima dose è stata somministrata al 77% degli over 80, la seconda dose al 63,5. Ha aderito alla campagna vaccinale il 72% della popolazione con fascia d'età compresa tra 80 e 89 anni, il 66% dei cittadini tra i 70 e i 79 anni, una percentuale più alta rispetto alle attese, questo dopo il caso AstraZeneca, ha detto Riccardi. Il problema attualmente riguarda gli over 90 con una percentuale di adesione in questo caso del 47%. Il presidente della regione Fedriga è intervenuto in tema di vaccini dicendo che domani sarà a Roma e che lancerà un messaggio chiaro che è il seguente: tutti i vaccini che stiamo utilizzando in Italia, ha detto, sono i vaccini più sicuri presenti sul mercato, che hanno avuto pochissimi effetti avversi, molto più bassi, ha sottolineato, rispetto a quelli collegati a farmaci che utilizziamo quotidianamente nelle nostre case. Bisogna avere fiducia nei vaccini, ha detto Fedriga, che poi è intervenuto anche sul dibattito sul tema degli ultimi giorni, i dati relativi alle terapie intensive. Ringrazio la direzione salute che ha incontrato il giorno dopo la lettera che abbiamo ricevuto la categoria, quella degli anestesisti. Abbiamo fatto il punto della situazione con le diverse direzioni delle aziende sanitarie ed è stata confermata l'aderenza tra i dati comunicati e la situazione negli ospedali. Se la politica ritiene di dover dire dove i pazienti debbano essere ricoverati, credo che questa sia una degenerazione. Ognuno deve fare il proprio mestiere, ha detto Fedriga, che poi ha aggiunto: prendo atto che tutti i miei appelli a non speculare, a non strumentalizzare politicamente l'emergenza sanitaria sono andati a vuoto. Ma veniamo alla nuova app, il nuovo canale digitale per la prenotazione online delle vaccinazioni anti-Covid, che è stata appunto presentata oggi e che sarà attiva da domani. Un'applicazione di semplice utilizzo, è stato detto, per accedere alla quale ci sono due possibilità: o si dispone dello SPID oppure si possono utilizzare codice fiscale e tessera sanitaria. Il sistema sarà attivo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Questo canale digitale si aggiunge, non si sostituisce a quelli che erano i canali già disponibili, e dunque le farmacie abilitate, i CUP delle aziende sanitarie e il call center. In questo sito è possibile indicare una giornata, scegliere un centro vaccinale, poi appunto indicare l'orario preferito. A quel punto si ottiene un codice di prenotazione e la possibilità di scaricare un promemoria. C'è la possibilità di scaricare anche la varia documentazione che poi va consegnata agli operatori, il modulo sulla privacy, il consenso informato. Queste dunque le principali novità emerse dalla conferenza stampa, con una precisazione in relazione alla circolare di Figliuolo: potranno prenotarsi per la vaccinazione solo le persone con 60 anni già compiuti, quindi non è l'anno di nascita a fare la differenza, ma appunto ci si può prenotare solo se i 60 anni sono già stati compiuti.
Friuli Venezia Giulia da oggi in zona arancione, una delle principali novità riguarda la scuola, si torna in presenza in seconda e in terza media e al 50% anche alle superiori. Di fatto metà degli studenti in classe, l'altra metà continua a seguire le lezioni da casa. Abbiamo intervistato questa mattina due studenti di due scuole diverse, entrambi che si preparano per l'esame di maturità. Uno appunto segue le lezioni da casa, l'altro in classe. Vediamo. C'è chi rimane a casa davanti al PC, lontano da lavagne e aule, e chi invece ha ripreso corriere, zaini e quaderni e è tornato a incontrare di persona compagni e professori. La scuola superiore friulana è ripartita in presenza, anche se solo per metà degli studenti. E per chi deve preparare la maturità, il prossimo mese e mezzo sarà decisivo per recuperare quanto la DAD non ha potuto dare. Non è stato facile anche organizzarci e vivere quest'ultimo anno in questo modo. Personalmente, infatti, non vedo l'ora di trascorrere quest'ultimo mese e iniziare finalmente a lavorare in presenza e anche allenarci per gli esami, soprattutto saranno orali, quindi sarà importante allenarci con i prof in questo modo. Nella mia compagnia alcuni preferiscono stare in DAD per diversi motivi, altri non vedono l'ora di tornare a scuola. Personalmente, infatti, io non vedo l'ora che sia giovedì per poter ricominciare normalmente a fare lezione. Sono contento naturalmente di poter tornare a incontrare i miei compagni, i miei professori. Dall'altra parte c'è sempre comunque un po' di preoccupazione per la situazione. Però se ci hanno fatti tornare a scuola evidentemente vuol dire che la situazione era adatta. Adesso spero di poter fare tutto l'ultimo mese che resta ormai in presenza, perché penso che per elaborare la tesina, lo scritto che dobbiamo fare comunque all'esame, il contatto diretto con gli insegnanti, anche il confronto comunque con i nostri compagni sia fondamentale per sviluppare nuove idee, anche come diceva, per allenarci insomma a quello che sarà l'orale. Spacciavano droga nei luoghi di aggregazione giovanile di Pordenone in spazi frequentati dalle famiglie nel tempo libero. Li hanno arrestati i militari della Guardia di Finanza ad incastrarli un'intercettazione telefonica. 2 persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Pordenone per spaccio di sostanze stupefacenti. Prima è stato individuato un cittadino afghano che cedeva droga in piazza nel capoluogo della destra tagliamento. Tutto grazie a intercettazioni telefoniche, analisi dei tabulati dei traffici telefonici e sentite alcune persone informate sui fatti. È stata proprio una conversazione intercettata sull'utenza dello straniero che ha portato all'arresto di un cittadino pakistano trovato in possesso di circa 150 grammi di hashish. Ulteriori approfondimenti investigativi hanno permesso di ricostruire inoltre circa 550 episodi di spaccio da parte dei 2 uomini, anche a minorenni, per 2 kg di hashish. Il GIP ha disposto nei confronti del cittadino afghano, principale attore del commercio di sostanze stupefacenti, un provvedimento di custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti del cittadino pakistano è scattata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I 2 smerciavano stupefacenti in luoghi di aggregazione giovanile del capoluogo e in spazi frequentati dalle famiglie nel tempo libero, tra i quali i più frequentati erano il Parco del Seminario, gli spazi in prossimità della chiesa del Beato Odorico e la nota passeggiata lungo il fiume Noncello. Sono stati individuati i 21 acquirenti delle sostanze stupefacenti, dei quali 16 cittadini italiani e 5 di nazionalità straniera. Tra i clienti italiani 3 erano minorenni. Nei loro confronti si provvederà alla segnalazione alla prefettura come assuntori di sostanza stupefacente. Ed interessa anche il Friuli Venezia Giulia, un'operazione eseguita a livello nazionale dai carabinieri del NAS di Milano che hanno denunciato 4 ex manager e tecnici di servizio qualità di un'azienda di Monza. Sono indagati per non aver sterilizzato presidi medici, mettendo a rischio la salute di sanitari e pazienti. Mettevano a disposizione dei propri clienti, anche del Friuli Venezia Giulia, presidi medici che avrebbero dovuto sterilizzare e che in realtà non venivano sterilizzati, ma non mettevano i report, falsificando i certificati restituiti ai clienti. Li hanno scoperti i carabinieri del NAS di Milano che hanno eseguito un'ispezione in una importante azienda della provincia di Monza. Denunciate in stato di libertà 4 persone, ex manager responsabili del servizio qualità, per concorso in
falsità materiale commessa da privato e per i gravi rischi per la salute pubblica derivati dall'utilizzo di dispositivi medici non sicuri sia per gli operatori sanitari che per i pazienti. Non venivano sterilizzati dispositivi medici, aghi, cannule, garze, strumenti, impianti destinati a diagnosi e prevenzione, controllo, terapia, interventi di concepimento e dei dispositivi medici diagnostici in vitro impiegati per l'esame di laboratorio come reagenti, calibratori, materiali di controllo, strumenti, attrezzature largamente utilizzate nelle strutture sanitarie e negli ospedali sia privati che pubblici su tutto il territorio nazionale. Termina qui questa edizione del nostro telegiornale, tra poco in diretta l'appuntamento con A Voi la Linea. Arrivederci.